Buonasera, benvenuti a tutti. Ringrazio i presenti che hanno sfidato questa serata da lupi. Comunque ci voleva un po' di pioggia dopo tanta siccità e diamo inizio al nostro incontro. Devo dire che a 100 anni dalla marcia su Roma forse non abbiamo ancora fatto i conti con il fascismo. Ripensandoci, è una sorta di fiume carsico che in certi momenti si palesa, poi scorre sotterraneo, riemerge in forme diverse, poi si inabissa. Anche se dopo la caduta del fascismo nessuno era fascista, così mi raccontavano i miei genitori, anche quelli più collusi con il regime, quel fiume ha continuato a scorrere, mimetizzandosi o anche nascondendosi. Si è mimetizzato in forma di movimento sociale italiano che è nato proprio all'indomani della seconda guerra mondiale e candidatosi alle prime elezioni e anche avuto degli eletti. Acutamente i nostri autori dedicano un paragrafetto e li dicono sdoganati dalla Costituzione, perché in effetti la Costituzione aveva detto che per 5 anni non si sarebbero potuti candidare solo, diciamo, i capi. Questi non erano capi e hanno potuto quindi candidarsi e hanno ricevuto dei consensi. Ma il fascismo è continuato anche nascosto, si pensi a tutte le forme di eversione nera, e noi nel Triveneto sappiamo che cosa vuol dire perché ha dato il meglio di sé, versione nera e clandestina, che poi sappiamo quello che ha fatto. Io ovviamente non ho le competenze storiche per fare un'analisi del fascismo che compete ad altri, però nella mia esperienza di questi anni l'ho visto riemergere in diverse forme. Nei miei ricordi di adolescente, quando si facevano le manifestazioni, i fascisti erano tutti quelli che non erano di sinistra. Era un magma enorme, tanto indifferenziato e confuso quanto pernicioso, perché erano fascisti tutti quelli che non la pensavano come te. Slogan datato che purtroppo l'attuale sinistra però continua ad agitare come spettro con i risultati elettorali che conosciamo. Dopo Fiuggi, con la svolta di fine del 1995, parlo di cose che io ricordo e di abbandono quindi ai riferimenti ideologici del fascismo, si sperava di poter leggere quel periodo con la dovuta terzietà e anche con una certa serenità politica, perché sembrava che la destra non facesse più così tanta paura. E invece è cominciato il periodo che io definisco del ma anche. Si festeggia il giorno della memoria, ma anche il giorno del ricordo. Si ricordano i giovani partigiani, ma anche i ragazzi di Salò. Cioè si mettono insieme delle cose, come dire, l'una in alternanza alle altre, quando ognuna ha la sua dignità. È giusto ricordare le foibe e quella stagione tremenda di eccidi che è stata anche, come dire, per tanto tempo celata e misconosciuta, ma non perché c'è il giorno della memoria, sono due ricordi distinti, come dire, che non fanno pandan l'uno con l'altro. Si ricordano i giovani di Salò e va ai ragazzi che sono morti la nostra pietà, ai ragazzi che sono morti per ideale, la nostra doppia pietà, ma non possiamo nasconderci che stavano dalla parte sbagliata. Quindi non era la stessa cosa. E poi è cominciata la solfa del 25 aprile divisivo. Dove sia divisivo non si capisce se è la festa della liberazione. Io vorrei fare portarvi un ricordo personale. Il mio papà è stato un fervente partigiano, aveva
1 milione di taglia sulla testa all'epoca, ha fatto delle imprese eroiche, era un partigiano bianco. Era un partigiano non comunista, anzi direi anticomunista. Lui ha deciso che a un certo punto non avrebbe più festeggiato nei cortei il 25 aprile perché era monopolizzato dalla sinistra. Ma il fatto che fosse monopolizzato dalla sinistra non gli impediva di ricordare quella come una data sacra. Cioè, il 25 aprile era sacro per mio padre, che poi aveva deciso che i cortei erano monopolizzati dalla sinistra, ma questo non c'entrava nulla con la sacralità di quella data. Insomma, tanta confusione, nella quale non è facile districarsi. Io però di 2 cose sono abbastanza certa. Allora, la nostra Repubblica è nata sull'antifascismo. C'è la 12ª disposizione transitoria della Costituzione che proibisce la ricostituzione del partito fascista sotto qualsiasi forma. Dal 1952 c'è la legge Scelpa che prevede come reato l'apologia del fascismo. Dal 1993 c'è la legge Mancino destinata a reprimere i crimini d'odio. Sono delle leggi esistenti, chi integra quelle condotte va punito. E non è perché io ho fatto il giudice per 40 anni che ho, come dire, la foga giustizialista, ma perché io ho ribrezzo quando sento invocare la libertà di pensiero per dire che la legge Mancino va abolita. La nostra Costituzione garantisce la libertà di pensiero, ma la nostra Costituzione e le nostre leggi dicono che non si può sostenere il pensiero fascista, perché la nostra è una repubblica antifascista. Piace, non piace, è così. Fino a che ci sono queste leggi vanno applicate e se qualcuno contravviene a queste leggi va punito. Non si può invocare la libertà di pensiero, non si può liquidare queste azioni, non si possono liquidare come ragazzate, bravate, innocue nostalgie di un tempo. No, sono reati e vanno repressi. Proprio però perché ho fatto per 40 anni il giudice, so che puntare solo sull'aspetto repressivo non ha senso o comunque non risolve il problema. E quindi ci vuole una profonda opera di educazione, di conoscenza storica, tenendo anche conto che ormai le persone che hanno vissuto quel periodo e che possono essere testimoni veri se ne stanno andando. Io sono figlia di un partigiano, ma già mio figlio non ha potuto avere dei ricordi diretti dal suo nonno e i ricordi si diluiranno sempre più col tempo. Ecco perché libri come quelli di Sergio Rizzo e Alessandro Campi, che ringrazio per essere qui e perché sono sempre una garanzia di competenza e serietà. Per questo libri come questo sono importanti. E non so se l'avete già letto, mi auguro che lo leggiate perché ovviamente tutto quello che è scritto, e per questo dicevo che i nostri autori sono una garanzia, è tutto documentato, certo, e veramente ci sono delle notizie incredibili. Ci sono delle cose che io francamente non immaginavo esistessero più, luoghi che ci riportano al fascismo, fiorente commercio di materiale che ricorda Mussolini, leggi francamente che non ricordavo neanche più che ci fossero, che risalgono all'epoca fascistica. Insomma, è una ricognizione interessantissima. Devo dire che il titolo è inquietante, L'ombra lunga del fascismo, e anche il sottotitolo, perché l'Italia ancora ferma Mussolini, ci fa intendere che in questi 100 anni siamo andati poco avanti. Mi chiedo, è davvero così? Lascio la parola agli autori. Grazie. Bene, buonasera a tutti, grazie
Presidente, io naturalmente non sono l'autore, come ben sapete, ma sono la persona a cui è stato chiesto di interloquire con gli autori, non di moderare, perché né una né l'altra persona hanno bisogno di essere moderate. Consentitemi una considerazione di tipo personale. Io sono particolarmente lieto di presentare questo libro, di essere seduto a questo tavolo, innanzitutto perché Alessandro Campi è un editorialista molto noto e talvolta scrive anche per il mio quotidiano, ma lo sottolineo in particolare, a Sergio Rizzo mi legano almeno 5 anni di lavoro matto e disperato, per citare una... molto intenso, molto fruttuoso, che rappresenta uno di quei passaggi della vita professionale di una persona, ma non solo professionale, da cui è difficile poi prescindere, almeno così è per me. E quindi essere qua a presentare un suo libro per me è una cosa molto importante, anche per certi aspetti emozionanti, anche perché poi è un po' di anni che non ci siamo più visti, e perché poi i percorsi professionali hanno strade diverse e lui nel frattempo ha scritto alcuni libri molto importanti. Questo, diceva prima la Presidente, è un libro documentato, oserei dire documentato come sono tutte le cose che scrive Sergio e anche come gli interventi del professore. È un libro che sorprende, il che è a certi aspetti paradossale, perché di pubblicazioni sul fascismo, di fascismo, di post-fascismo, in questo paese si parla sempre. Gli episodi si ripetono, le cronache ne sono piene. Dopodiché si apre questo libro e, per esempio, si trova un capitoletto che, secondo me, è molto significativo. Si intitola Via Bottai, angolo via Perlasca. Ora, credo che tutti sappiano chi sono questi due signori. Uno era uno dei capi del fascismo, per la verità capo culturale del fascismo, e l'altro è un signore che, travestendosi, fingendosi un diplomatico spagnolo, ha salvato alcune migliaia di ebrei. Ora, che in questo paese possa esistere o sia esistita una via Bottai, angolo via Perlasca, anzi un incrocio, ma soprattutto leggendo il capitolo, tutti i passaggi che hanno costellato, hanno questa decisione, tutti i passaggi, le discussioni, consigli comunali, interventi prefettizi, Parlamento, e ci dà l'idea effettivamente, è una rappresentazione plastica, oserei dire, di questa ombra lunga che dà il titolo al libro. Di episodi come questi ce ne sono raccontati molti. Questo mi ha particolarmente colpito perché in 3 parole, secondo me, è la sintesi di molte delle cose che sono contenute in questo libro e del concetto che ne è alla base, cioè l'Italia non è riuscita a liberarsi di questa ombra lunga, continua a farne i conti, da una parte e dall'altra, nel senso che c'è chi su questa nostalgia o su questo riproporre il fascismo, i suoi protagonisti, i suoi simboli, vive o vivacchia, e c'è chi dalla parte opposta usa questo per controffensiva di tipo politico. Però gli uni e gli altri sono vittima, secondo me, dello stesso male, nel senso che è un problema di questo paese, non è un problema, cioè il problema del fascismo non è un problema che riguarda la destra o l'estrema destra, è un problema complessivo di questo paese. Se ne parla oggi perché 100 anni dalla
Marcia su Roma hanno sviluppato e riportato al centro dell'attenzione un dibattito. Sono usciti alcuni libri, certamente, però questo è il più significativo, uno dei più significativi. Non dimentichiamoci, per capire quanto ancora questa presenza sia una presenza ingombrante, che uno dei casi editoriali degli ultimi anni sia stato un libro dedicato interamente a Mussolini, non un libro filo Mussolini, ma un libro che raccontava, che si chiamava M, appunto, che raccontava l'epopea di Mussolini, la storia romanzata, no, diciamo così, divulgata di Mussolini. Anche questo è significativo di questa presenza incombente sulla nostra società. Allora, detto questo, sapendo che sia Campi che Rizzo arricchiranno questa conversazione con ulteriori esempi, però io volevo partire dal fondo, e cioè chiedere: ma perché questo paese non è ancora riuscito a liberarsi di questa ombra lunga? Cosa è successo e cosa non è successo anche nelle classi dirigenti e anche nelle classi popolari di questo paese? Perché noi stiamo ancora facendo i conti con questa ombra lunga? Perché questa ombra lunga, non dico domina ancora il dibattito politico, però certamente è una presenza, lo condiziona, spesso riemerge. Poi ci sono alcune fasi politiche, come quella attuale, in cui riemerge maggiormente per ragioni che tutte conosciamo. Rimane però lì. Come mai? Chi vuole iniziare per primo? Prego. Allora, innanzitutto grazie molte, perché siete stati tutti coraggiosi. Io non sarei venuto a sentirmi, tanto per essere chiari. Cioè, apprezzo moltissimo la vostra disponibilità, il fatto che siate tutti qui stasera. Però, a parte il ringraziamento generico, vorrei farne uno un po' più particolareggiato a chi ha reso possibile questa presentazione. Dimenticherò qualcuno, ovviamente me ne scuso, però appunto non posso non ricordare Giovanna Giubini, che insomma per prima ha avuto l'idea di questo incontro, Luciano e Cecilia Pasotto. Poi le cose nascono sempre casualmente, quindi una conversazione, insomma, perché non facciamo qualcosa insieme, e appunto tutto si concretizza. Naturalmente poi l'Ateneo Veneto, nella persona della Presidente, per ospitarci in questo magnifico luogo. Allora, l'ombra lunga del fascismo, perché siamo ancora a questo punto? Io vorrei chiarire un punto che secondo me è importante, perché altrimenti aggiungiamo equivoco ad equivoco. Gli italiani hanno fatto i conti col fascismo, dipende da quali italiani. Allora, c'è una piccola minoranza di italiani che fanno di mestiere gli storici, che i conti col fascismo hanno fatto. Noi abbiamo la storiografia sul fascismo migliore al mondo, per ragioni anche molto banali, nel senso, è una cosa che abbiamo inventato noi, quindi è stato anche un dovere politico, etico, non soltanto scientifico, cercare di capirlo per poi spiegarlo a se stessi e agli altri. Questo che vuol dire? Vuol dire che in realtà non ci sono zone d'ombra su quello che il fascismo è stato, rispetto alla sua genesi, la sua articolazione interna, la sua eredità storica, quello che è stato nel ventennio, la sua complessa articolazione. Chi avesse la pazienza di leggersi storici, tra l'altro di qualunque tendenza, quindi non si tratta di essere legati all'eredità di Renzo De Felice o degli anti-De Feliciani, no? Sapete, c'è stata questa grande diatriba. In realtà tutti hanno dato contributi importanti, quindi non c'è nulla che noi non sappiamo in termini fattuali e in termini di interpretazione. Ne sappiamo talmente tanto che gli scrittori che si citavano prima, anzi che si evocavano prima senza citarli, ma insomma li cito io così ci capiamo, da Aldo Cazzullo al buon Scurati, se hanno potuto scrivere i libri che hanno scritto senza passare giornate in archivio, così ci capiamo e la facciamo finita,
e perché qualcuno ha lavorato al posto loro. Poi naturalmente c'è il talento letterario, c'è la capacità di scrittura, ti leggi De Felice che per scrivere quei libri ci ha messo una vita e tu in 3 anni confezioni una trilogia che sta per diventare una tetralogia, vendi un sacco di copie, siamo tutti contenti, però come dire è la dimostrazione che c'è stato qualcosa prima in termini di, ripeto, lavoro storiografico solido. Qual è il punto? Che questo sapere molto analitico non si è convertito in, diciamo, senso storico diffuso, cioè gli italiani non hanno fatte proprie le acquisizioni della storiografia. Allora uno potrebbe dire è colpa degli storici che scrivono male, scrivono in maniera pedante, scrivono soltanto per i loro colleghi, quindi non sanno fare alta divulgazione storica, e quando qualcuno si è messo a fare alta divulgazione storica, peccato che sia stato Montanelli, nel senso che va benissimo che le cose che lui abbia scritto siano entrate nelle case degli italiani, però Montanelli si è scritto un suo fascismo ad uso privato, doveva un po' spiegare a se stesso perché era stato fascista, quindi la sua interpretazione divulgativa, ahimè, come dire, ha teso a semplificare il fenomeno al limite della banalizzazione, quindi non ci ha aiutato moltissimo. Così come oggi, per esempio, non ci aiuta Cazzullo quando, capovolgendo il paradigma benevolo di Montanelli, si inventa un Mussolini capobanda che è un modo di ridurre il fascismo a un fenomeno criminale e compie un errore speculare quello di Montanelli. Tanto uno lo ha, diciamo, reso un fenomeno da baraccone, tanto l'altro lo rende un fenomeno, diciamo, al limite del penale. Ecco. Sono 2 letture semplificate che non tengono conto di questa grande massa di conoscenze che abbiamo. Quindi i conti col fascismo sono stati fatti in realtà, però sono stati fatti ad un livello che non è quello, diciamo, del grande pubblico, della cultura popolare diffusa. Primo punto. Secondo punto, su questo finisco. C'è una questione che noi dovremmo, diciamo, affrontare con animo sereno. Se il fascismo ha lasciato questa eredità, diciamo, molto nel segno della doppiezza, e noi abbiamo testimoniato quanti di questi elementi di doppiezza ci siano, non è soltanto via Perlasca, via Bottai, no? C'è anche la famosa insomma, diciamo, simpatica storia della lapide napoletana, no? Che a seconda di come la guardi, da un lato inneggia all'impero, dall'altro è un omaggio alle vittime della repressione tedesca. Però appunto se c'è questa doppiezza di fondo e se c'è questa persistenza critica, soprattutto nelle generazioni più giovani, di un fascismo spesso immaginario, è perché probabilmente il fenomeno in sé ha avuto una sua complessità. In questo senso interroga la storia italiana. Il fascismo non è stato genericamente una dittatura sul modello di quelle che abbiamo conosciuto nel Novecento. Il Novecento è pieno di dittature militari. Quindi se il problema fosse quello avremmo l'imbarazzo della scelta, ma il fascismo non è stata quella roba lì, è stata una dittatura, ma non è stato il franchismo spagnolo, non è stato il salazarismo, non è stato niente di assimilabile alle dittature militari latinoamericane. Così come, secondo la mia interpretazione, in questo sì sono De Feliciano, ha avuto anche dei tratti distintivi molto forti rispetto all'esperienza nazionalsocialista. Qual è secondo me il tratto distintivo più forte che ci riporta alla storia italiana e appunto ci interroga tutti? È stato un fenomeno veramente sui generis, del quale non bisogna dimenticare mai che, come dire, si è nutrito della confluenza paradossale, parossistica di correnti, tradizioni che erano, come dire, molto radicate nella storia risorgimentale. E quella è la cosa che fa impazzire di quel fenomeno, che, diciamo, lo rende anche difficile da capire e di conseguenza è anche poi difficile farci i conti. Nel fascismo sono confluite un po' tutti i rivoli della tradizione risorgimentale italiana, magari schegge impazzite del repubblicanesimo mazziniano, dell'interventismo democratico, del socialismo. Cioè, il fatto che Mussolini sia stato un socialista ovviamente non è che sia una grande rivelazione storiografica, cioè è un dato sufficientemente acquisito, però ogni volta che lo diciamo
Quindi ci si guarda negli occhi e si dice vabbè, è stato l'impazzimento di un singolo. No, perché insieme a Mussolini c'erano pezzi consistenti del sindacalismo rivoluzionario, pezzi del comunismo italiano che si sono staccati e sono finiti addirittura appunto nella fornace di Salò. Uno può dire che Nicola Bombacci fosse un eccentrico signore, però quell'eccentrico signore era stato tra i fondatori del Partito Comunista Italiano. Allora questo crogiolo, diciamo, anti-assurdo, no? Che è una specie di è come se uno prendesse tutte le religioni del mondo, le fondesse insieme e ne creasse una nuova, no? Il fascismo è stato anche un po' questo. Ovviamente c'è stato un fattore storico catalizzante che spiega, no, questa assurda alchimia, ed è chiaramente la Prima Guerra Mondiale. E tra l'altro che l'innesco del fascismo sia stata la Prima Guerra Mondiale è una cosa che, diciamo, mi tranquillizza ex post rispetto alla questione se un fascismo può tornare. Il fascismo non torna perché ci vorrebbero quelle condizioni strutturali per farlo tornare. Il fascismo può sopravvivere in forma di, diciamo, cattiva memoria, ma se quello è stato l'innesco come fenomeno storico è totalmente irriproponibile. Però ha avuto quelle caratteristiche che lo rendono veramente un enigma storiografico e forse spiegano anche, diciamo, la memoria un po' controversa che ne abbiamo, perché tutte le famiglie politiche italiane che sono e giustamente permangono antifasciste nel midollo, in realtà poi, se si guardano alle spalle, trovano qualche sua scheggia impazzita, eccentrica, che in realtà col fascismo ha creato dei cortocircuiti, no? Questa non è una cosa facile da spiegare, perché non possiamo pensare che siano state semplicemente, come dire, opzioni personali, no? Ripeto, singole figure che a un certo punto della loro esistenza sono appunto politicamente impazzite. In realtà è stato qualcosa di diverso. Quindi, ripeto, rispetto alla domanda che il direttore faceva, ci sono anche delle caratteristiche intrinseche del fenomeno che secondo me giustificano in parte questa sopravvivenza molto, molto, molto contraddittoria, che si potrebbe risolvere, e quindi torno a quello che dicevo all'inizio, in un solo modo, cioè riappropriandosi di quella vicenda in una chiave rigorosamente storica. Proprio perché sappiamo già tutto quello che dobbiamo sapere, sarebbe un passo in avanti straordinario se tutti gli italiani, come dire, facessero proprie in forma di pillole, no? Nessuno si deve trasformare in storico, però la storia, diciamo, è una disciplina che poi serve anche perché fa fermentare qualcosa nel dibattito pubblico, lascia delle tracce, non è soltanto una disciplina accademica, è anche una forma di educazione civile. Allora, se gli italiani, diciamo, leggessero il fascismo attraverso il filtro degli storici che l'hanno studiato, probabilmente si eviterebbero ancora quelle doppiezze che nel libro raccontiamo. Grazie professore. Questo è il punto di vista del professore dell'accademico. Politologo. Ci avete pensato un attimo prima? No, alla parola politologo è scattato, non so come mai, cioè, professore, accademico, niente, politologo, ecco, cioè, è la forza delle parole. Cioè, dicevo, questa è la chiave interpretativa del politologo. Quella del giornalista, e qua so benissimo che non ci sarà nessun applauso, ma la credibilità della categoria è scesa talmente bassa che... Qual è? Aggiungo una considerazione. Capi diceva, se storicizzassimo il fascismo, cioè se facessimo, per così dire, discendere i percorsi culturali della nostra società, quel lavoro che gli storici hanno già fatto, forse ci toglieremmo di dosso questo macigno. Però forse c'è anche, o persiste ancora, una sorta di brodo di cultura che consente e che fa in modo che questa ombra lunga si sviluppi, o no? Allora, intanto grazie dell'invito e di questo magnifico posto che sinceramente non conoscevo ed è veramente un piacere, perché
è un luogo proprio molto, molto bello. Ma insomma, sai, giornalisti, c'è chi dice è il lavoro più stupido del mondo il nostro, nel senso che noi dobbiamo soltanto guardare e poi raccontare, no? Non è una cosa molto difficile, no? Se si fa un passo avanti uno si fa anche delle domande, cioè dopo aver visto e raccontato magari ti sorgono anche delle domande. Allora, per esempio, vai davanti al comune di Padova e c'è la mappa dell'impero sulla parete del comune, la mappa dell'impero fascista, e a fianco c'è la lapide che ricorda i morti nella guerra dell'Abissinia, c'è scritto, no? Allora uno si dice, ma perché quella roba sta ancora lì? Io mi ricordo da bambino, quando studiavo storia alle elementari, passavo via dei Fori Imperiali a Roma e c'era la mappa, no, di come si era sviluppata l'impero romano dai Sette Colli, poi, no, la conquista della Repubblica e poi l'impero, eccetera, eccetera. E io mi ricordo questo contrasto tra il bianco e il nero che c'era in questi lastre di marmo che descrivevano questa evoluzione storica, mi colpiva tanto che dava proprio la sensazione di una... Ma è lì... Sulla facciata del comune di Padova c'è esattamente la stessa cosa, cioè questa macchie bianche, no, che invadono questo universo nero, sempre più grandi, sempre più grandi. Poi vai dentro l'Università di Padova, dove ci sono un sacco di scritte che inneggiano al fascismo, eccetera, eccetera, ma scritte ovviamente dell'epoca. E uno poi a un certo punto poi scopre che queste cose non sono soltanto lì, ma sono... Adesso io cito Padova perché ovviamente siamo in Veneto, no? Potrei anche citare qualche cosa di Verona, che sarebbe anche più significativo, se vogliamo, no? Anche perché Verona è stato veramente poi la vera capitale di Salò, in qualche modo, no? Cioè è stato il luogo dove si è celebrato il famoso processo, no? ai gerarchi che avevano tradito, tra virgolette, Mussolini, con tutto quello che ne è conseguito. Ancora oggi Verona poi, diciamo, è un po' il cuore pulsante dell'estremismo più discutibile, se vogliamo, no? Cioè, tutta questa cosa della squadra di calcio, no? Sapete che c'è la tifoseria dell'Hellas Verona, un pezzo della tifoseria dell'Hellas Verona che è particolarmente attiva nel campo dell'estremismo di destra, e addirittura c'è questo Castellino che diciamo, ha coniato questo meraviglioso inno della squadra che dice: siamo una squadra fantastica fatta a forma di svastica, no? Cioè, questo, per dire quanto poi la creatività, no? si manifesta anche nel campo sportivo. Ma insomma, le domande che ti vengono sono ma perché una cosa del genere nessuno ha mai fatto? Cioè, perché nessuno ha mai fatto il lavoro che abbiamo fatto noi in questa occasione? Cioè, nessuno era andato mai a vedere che cosa era rimasto. Nel senso che se uno fa una ricerca, oggi su internet trovate di tutto, no? Se uno fa una ricerca, diciamo, iconografica, trovi sempre questi siti un po' nostalgici, un po' ammiccanti, che, no, raccontano sì, l'arte fascista, l'architettura fascista, però nessuno aveva mai fatto un lavoro, come dire, di ricognizione. Dico, questo non è che non è un lavoro esaustivo, ci vorrebbe ben altro per fare quel lavoro lì, però nessuno, per esempio, aveva mai fatto quello che banalmente si poteva fare. Cioè, come è cominciato tutto? È cominciato che proprio dalla vicenda che citava Roberto, no? Quella di Bottai, nel senso che un giorno ho scoperto che c'era questa strada intitolata Bottai, e è stato sufficiente prendere su Wikipedia l'elenco dei ministri del governo Mussolini, poi andare su Google Maps e fare Arrigo Solmi, vediamo un po', via Arrigo Solmi, via Santimaro, via Pietro Fedele, e scopri che in realtà tutto quello che noi, diciamo, potevamo pensare, no? Cioè che anche sulla base di quello che è successo molte volte durante gli ultimi 20-30 anni soprattutto, no? Cioè le polemiche, le cancellazioni di molte strade intitolate ai gerarchi che ci sono state in Italia, a Roma addirittura
la Virginia Raggi fu quella che cancellò 2 strade, i toponimi di 2 strade intitolati a 2 firmatari del manifesto sulla razza, e in realtà questi interventi sono stati semplicemente delle cose superficiali, perché l'Italia è piena, zeppa, di toponimi intitolati a personaggi che sono stati, se non gerarchi di primo livello del fascismo, quantomeno dei personaggi che hanno avuto un ruolo importante fiancheggiando il regime. Penso per esempio a tutti i componenti del comitato scientifico di una rivista che si chiamava Il Diritto Razzista, che era sostanzialmente una rivista foraggiata dal governo fascista dopo il 1938, che aveva lo scopo di dare una giustificazione, come dire, legittimare giuridicamente il razzismo, la svolta razzista. Una rivista su cui, diciamo, scriveva ed era considerato autorevole collaboratore un certo Hans Frank, che era l'ufficiale dell'SS che si rese responsabile dello sterminio degli ebrei polacchi e che venne a sua volta impiccato a Norimberga. Ebbene, tutti i componenti del comitato scientifico di quella rivista hanno una strada o una piazza intitolata in Italia, alcuni anche più di una, senza che nessuno si fosse mai posto il problema, nel senso che sì, vabbè, ci siamo posti il problema di, che so, cioè, tutte le volte che viene fuori la notizia che c'è qualche comune che vuole dedicare una via ad Almirante, e ce ne sono tantissimi, no? C'è immediatamente una polemica furibonda, no? Ma nessuno si pone il problema che, diciamo, in Italia ci sono delle strade, ce n'è una per esempio a Lecce intitolata Ettore Muti, che sappiamo chi è stato, voglio dire, no? O come nessuno si pone il problema del fatto che nel 1985, quando muore Araldo di Grollavanza, che era il capo delle squadre pugliesi durante la marcia su Roma, che poi è diventato un senatore della Repubblica col Movimento Sociale, nessuno si è mai posto il problema che, avendo dedicato il lungomare di Bari ad Araldo di Grollavanza e avendoci messo un busto di Araldo di Grollavanza sul lungomare, su questo busto, no, il comune di Bari abbia scritto come descrizione del personaggio Podestà di Bari, e poi in piccolo senatore della Repubblica, cioè, e che poi ci fa capire che in realtà quello che è accaduto non è stato soltanto una rimozione di questo nostro passato, di questi simboli, ma è stata anche una vera e propria, come dire, rivendicazione in qualche modo, dovuta per esempio al fatto che, come è accaduto, adesso il caso di Luigi Razza a Vibo Valentia è un caso formidabile, no? Perché poi il campanilismo, cioè è scattato il meccanismo per cui sì, va bene, era stato un fascista, era un gerarca fascista, aveva fatto parte di un regime che aveva soppresso la libertà, però tutto sommato aveva fatto delle cose importanti per la città, quindi si meritava una statua, una piazza, uno slargo o anche addirittura la circonvallazione. Luigi Razza è stato un ministro dei lavori pubblici del governo Mussolini, che è morto in circostanze mai chiarite nel 1935, quando si stava preparando l'invasione dell'Etiopia. È morto al Cairo mentre decollava una mattina per andare in Eritrea, e probabilmente, siccome insieme a lui c'era un ufficiale dell'OVRA, sostanzialmente dei servizi segreti fascisti, si pensa che lui fosse in missione proprio per in qualche modo, no, nella linea strategica della preparazione di quell'operazione lì. Luigi Razza muore nel 1935, a Vibo Valentia gli fanno un monumento, gli fanno una strada, gli dedicano una strada, una piazza, lo stadio, tutto quanto. C'è questo monumento enorme con una statua di bronzo alta diversi metri, cade il fascismo, questa statua la tolgono, la mettono in uno scantinato del comune. Un bel giorno parte una missione di recupero di questa statua,
vanno nei magazzini del comune, tirano fuori questa statua e la rimettono esattamente al posto dove si trovava. E nessuno ha più avuto il coraggio di togliere dal 54, mi sembra. La cosa interessante è che chi guida la spedizione di recupero di questa statua è Antonino Burbura, che è stato poi successivamente un senatore della sinistra democristiana. No, questo per dire che poi è un fatto, un episodio che fa capire come poi alla fine questi simboli del fascismo non sono, come dire, un residuo nostalgico, ma sono un fatto di cui parte integrante della nostra della vita, della nostra epopea del Novecento, non c'è niente da fare. E io veramente sono sorpreso che non sia mai stata fatta una cosa di questo tipo, perché oggettivamente sono cose che spiegano tanto di come l'Italia non abbia mai voluto fare i conti ancora col fascismo. Per dirne una, che cosa si deve fare? Ma secondo me cose molto semplici, cioè assisto a dei dibattiti talvolta surreali sul fatto che bisogna buttare giù l'obelisco di Mussolini al Foro Italico. Ma secondo me è una cosa che è assolutamente priva di senso, buttare giù l'obelisco di Mussolini al Foro Italico, anche perché butti giù l'obelisco di Mussolini al Foro Italico, dopodiché entri dentro il Foro Italico e c'è il salone d'onore, quello dove si tengono tutte le cerimonie ufficiali, con le delegazioni internazionali, con i più alti ranghi dello sport mondiale che vengono a partecipare a queste cerimonie, e dove fanno queste cerimonie sotto un dipinto che è grande come il doppio di quella parete, dove al cui centro c'è Mussolini attorniato da tutti i gerarchi che sono tutti perfettamente riconoscibili, sono i gerarchi della Lancia su Roma, e non c'è nemmeno un cartello che spieghi che cos'è quella roba lì. Questo è il problema vero, cioè quando Alessandro dice che questa cosa va ricondotta e riportata nell'alveo proprio, che gli è proprio, cioè la storia, ma basterebbe semplicemente alle volte veramente mettere un cartello che ti consentirebbe intanto di prendere distanze diciamo da quella cosa, nel senso che poi arriva uno dall'Australia e dice: ma perché mi fanno fare una cerimonia pubblica ufficiale sotto l'effigie di Mussolini? È una cosa incomprensibile. Invece bisognerebbe che fosse spiegata questa cosa. E purtroppo però diciamo, queste cose qui quando vengono in qualche modo tirate fuori poi diventano delle colluttazioni, no? Come quella che c'è stata recentemente a Perugia, no? A Perugia è venuto fuori un fascio littorio dentro il mercato coperto durante un restauro, e la città si è dilaniata su che cosa fare di questo fascio. C'era chi diceva lo ricopriamo, ci dicevano lo lasciamo lì, qualcuno ha detto lo stacchiamo, lo mettiamo in un museo, poi si scopre che un museo non c'è, per esempio, no? Cioè l'Italia, che ha avuto il periodo fascista, forse uno dei periodi più importanti da molti punti di vista, anche dal punto di vista del cambiamento e della trasformazione del suo territorio, no? Per il periodo fascista non c'è un museo che diciamo, racconti che cos'è stato il fascismo. Adesso si sta facendo un tentativo con questo museo intitolato Ilaria Alpi a Roma, dove dovrebbe essere recuperata tutto il materiale, tutta l'iconografia dell'Africa, cosiddetta Africa orientale, no? Perché quello era il luogo dove dovrebbe essere istituito lo stesso luogo dove c'era il vecchio museo fascista dell'Africa orientale. Però naturalmente il punto vero è che tu devi raccontare con uno spirito, cioè un museo è una cosa che racconta, che spiega, no? Non è una cosa diciamo di rivendicazione o di propaganda. Purtroppo fino adesso tutti gli interventi di questo tipo sono stati gli interventi di propaganda. Ad esempio, e mi taccio poi, ma volevo concludere ricordando che a Verona, proprio in provincia di Mantova, anzi ma molto più vicino a Verona che non a Mantova, a Ponte sul Mincio, c'è una specie di sacrario
della Repubblica Sociale Italiana, intitolata ad un gerarca fascista che si chiamava Fulvio Balisti, che è quello che poi mandò a morire molti ragazzi in Libia durante la seconda guerra mondiale. Questo sacrario che è un po' imbarazzante veramente, perché diciamo, è un luogo di nostalgie propagandistiche, dove vanno a cantare gli inni fascisti, no? In certe ricorrenze, e ci sono dei filmati su YouTube che sono formidabili, proprio presi lì. Beh, lì c'è questo sacrario al bollino del Ministero dei Beni Culturali. Se andate nel sito del Ministero dei Beni Culturali trovate il Sacrario Reggimentale Giovani Fascisti come uno dei musei, diciamo, che sono vidimati dal Ministero dei Beni Culturali, senza che ci sia, come dire, una chiave di lettura critica di questa cosa, no? Quindi c'è un po' da ripensare tutto, ma anche per esempio sulle strade per esempio ci sarebbe da fare un lavoro di bonifica serio, perché la strada avere una strada intitolata è una onorificenza, no? E quindi il fatto di intitolare una strada ad una gerarca fascista o ad un personaggio che si è reso responsabile, ha avuto delle responsabilità importanti anche per esempio nella gestione di quella bruttissima, di quella terribile pagina che sono state le leggi razziali, forse sarebbe il caso di emendarle certe cose. Io non penso che sia logico che ci sia a Noicattaro, in provincia di Bari, una scuola intitolata a Nicola Pende, sinceramente. Sarà stato anche un grande scienziato, però è stato uno scienziato che... A questo proposito, e prima di dare la parola a Jacopo Zanon, io mentre Sergio parlava mi è venuto in mente un riferimento che c'è nel libro, a una cosa che, tra le molte cose che ho letto in questo libro che non sapevo, che a Belmonte Calabro c'è un monumento funebre a Michele Bianchi. Michele Bianchi è stato uno dei quadriumviri, nonché primo segretario del partito fascista, no? Ecco, qua c'è un monumento funebre, non una stele, una cosa importante. E in realtà c'è anche una descrizione, però la descrizione è assolutamente il contrario di quanto adesso ci raccontava Sergio. Ve la leggo perché secondo me è eloquente, cioè invece di essere una iscrizione che spiega e contestualizza e anche, per così dire, fotografa le responsabilità storico-politiche di un personaggio, quindi non abbattiamo il monumento funebre, vi diciamo però perché c'è e vi inquadriamo storicamente, alla luce del fatto che siamo una repubblica antifascista, chi è questo signore? Mentre qua la descrizione è una sorta di compiacimento geografico storico. È stata fatta dal comune. Sul Colle Bastia, che deve la sua denominazione a un antico bastione, fu eretto nel 1932 il monumento tombale a Michele Bianchi, il quadrumviro fascista della marcia su Roma. La colonna è alta 35 metri, nel suo interno corre una scala a chiocciola 35 metri, che porta a una loggetta belvedere dalla quale si gode un vasto e meraviglioso panorama. La colonna è sormontata da una croce che, illuminata prima della Seconda Guerra Mondiale, serve da faro. La base della colonna, di forma cubica, contiene nel suo interno il sarcofago in marmo verde di Belmonte che accoglie le spoglie di Michele Bianchi. Sui 4 lati della base si possono ammirare 4 altorilievi di travertino dello scultore Ercole Drei. Al monumento si accede da un ampio piazzale per una lunga scalinata. Come vedete, un approccio assolutamente critico. Prego. Buonasera a tutti, intanto vi ringrazio anch'io di essere qui, di aver sfidato questa giornata terribile dal punto di vista meteorologico. Volevo approfittare anche per ringraziare il Mose, perché oggi probabilmente la città non sarebbe più qui, visto il livello di marea che è stato raggiunto. Sappiamo che ha avuto molti problemi e molti ne avrà ancora, però insomma, oggi ci ha salvato. Quando mi hanno proposto di presentare questo libro,
ovviamente io non sono uno storico, sono un chimico di formazione culturale, però insomma a me piace leggere i libri, quindi insomma mi sono messo a leggere questo libro. Devo dire che mi ha colpito molto e mi ha confuso anche molto, nel senso che tendenzialmente uno cerca di dividere la storia, se vogliamo in maniera banale, tra buoni e cattivi. Il fatto che in una nazione che io amo e stimo ci fossero queste doppiezze mi ha confuso perché non riuscivo a capire come come potessero essere commemorate delle persone che non meritavano, perché puoi aver fatto molte belle cose, ma la colpa alla fine è la colpa. Allora ho cercato un attimino di riordinare un attimino le idee, ho cercato di capire come è possibile che ancora adesso vi siano partiti importanti che, come si dice, strizzano l'occhio al ventennio, a quello che è stato, a questa, non so, idea eroica, anche se forse non abbiamo bisogno di eroi. Qualcuno diceva sventurata è la terra che ha bisogno di eroi, probabilmente. E al tempo stesso anche ho notato come partiti che dovrebbero essere contro il fascismo in realtà continuavano a fare riferimento al fascismo, come se non fossero sufficienti le loro idee per il futuro per essere apprezzati. E questa è una cosa, secondo me, difficile da accettare per un paese che dovrebbe progredire. Se noi continuiamo a guardarci indietro e a fare a confrontarci tra fascismo e antifascismo, insomma, è un po' riduttiva la cosa, credo, è tipica di un paese che non va avanti. Però a un certo punto ho cercato di, come dire, di darmi un metodo di giudizio. E il metodo di giudizio è, ho cercato di semplificare, forse semplificare non è corretto, ma bisogna semplificare a un certo punto. E sono partito dal fatto che il fascismo ha promulgato delle leggi razziali e ha fatto in modo che venissero applicate. Questo per me è qualcosa che divide il bene e il male. Quindi, pensando a questo, ho pensato che forse anche la memoria è un diritto che bisogna guadagnarsi e credo che, al di là del fatto che possa essere una memoria negativa, come si dice, questa doppiezza che viviamo ancora adesso è legata al fatto che dal mio punto di vista dovevano essere cancellati. Altro da dire. Dovevano essere cancellati? Che cosa? Per me sì, cancellati. Non avevano diritto, il fascismo non ha diritto alla memoria. Quindi tutta questa simbologia, secondo lei, andava cancellata. E questo è un tema, perché... Sì, no, è un tema, temo che non sia la soluzione, nel senso che, cioè, capisco, diciamo, in punta di etica, no? Una lettura, diciamo, un po' assolutistica della storia, secondo un criterio morale che per definizione come tale è intransigente. Se quello, diciamo, è il male, oppure un'espressione storico-politica del male, ovviamente non è stata la sola, non è stata l'unica, e temo che non sarà nemmeno l'ultima. Se questo è il problema, non si può fare nessuno sconto, e quindi persino, diciamo, la visibilità, no? di alcuni simboli che rimandano a quell'esperienza debbono essere, diciamo, occultati. Mi chiedo appunto se sia una soluzione dal punto di vista storico, e se sia soprattutto possibile, perché poi c'è anche il problema, diciamo, di praticabilità, nel senso che la memoria
o si immagina un'operazione di lobotomia generalizzata, e allora a quel punto tutti dimenticano, perché insomma, si è intervenuti nella memoria collettiva di una comunità, oppure questa cosa, diciamo, rimane semplicemente una petizione di principio, peraltro una soluzione semplice, perché azzerando la memoria poi alla fine nessuno è chiamato più a fare i conti, nel senso che poi se si cancellano tutte le tracce, si dimentica tutto, vengono meno anche gli interrogativi, no? Tutti dimentichiamo e nessuno di noi è più chiamato a dover dare spiegazioni. Secondo me è molto più difficile, però anche più giusto da un certo punto di vista, invece farsi delle domande e interrogarsi sulle proprie colpe, sulle proprie responsabilità, che poi per il tema di cui stiamo parlando non sono ovviamente colpe individuali, stiamo parlando della storia di un paese, no? Quindi in questo senso noi nel libro continuiamo a dire che il fascismo in fondo non è un problema della destra italiana, lo è soltanto in misura minore da un certo punto di vista, è un problema degli italiani, perché sei tu che hai inventato questa cosa, sei tu, tra virgolette, che l'hai regalata al mondo, molti ti hanno imitato, quindi in qualche maniera ne porti la responsabilità. Però è la responsabilità che ti devi assumere, questo è il problema. Allora, puoi farlo in che forma? O giocando, no? con la tua diciamo, biografia collettiva, semplificandola, banalizzandola, dandone un'interpretazione di comodo, che quello in effetti, secondo me anche comprensibilmente, hanno fatto molti italiani nell'immediatezza. No? Proviamo un po' a fare un racconto veloce di quello che è successo. Finisce il fascismo con la guerra sostanzialmente dimostra di essere stato il contrario esatto di quello che immaginava di poter essere. Il problema è che molti italiani l'avevano preso sul serio e a quel punto si trattava di spiegare a se stessi il perché le cose fossero andate in quel modo. Prima citavo Montanelli, non lo citavo diciamo, come caso polemico, lo citavo come caso esemplare, nel senso che la soluzione data da Montanelli al problema del fascismo, e non è un caso che abbia avuto così molto successo, è la soluzione che hanno dato più o meno consciamente molti italiani. No? Siamo stati fascisti, però in fondo era una cosa seria? No, non era una cosa seria, insomma, poi a ben vedere Mussolini appunto era un teatrante, no? un primo attore, un uomo di spettacolo, e quindi ci hanno inventati la buonanima, cioè, queste interpretazioni che definisco diciamo, edulcorante del regime, tant'è vero che poi appunto in questa interpretazione non c'è spazio per la legislazione razziale, ovviamente, no? Perché smonta tutto il castello, è una cosa che viene appunto rimossa, salvo poi tornare diciamo, drammaticamente d'attualità molti anni dopo. Peraltro non solo l'Italia ha fatto questa operazione, attenzione perché insomma i francesi che dovrebbero fare? Cioè, vogliamo parlare di Vichy? Adesso noi vogliamo bene i francesi, ma insomma l'esperienza di Vichy non è che sia propriamente all'acqua di rose, insomma. No, poi lì hanno trovato una soluzione che forse noi italiani non abbiamo avuto il coraggio di praticare, hanno passato per le armi diverse decine di migliaia di francesi collaborazionisti, però la rimozione è rimasta, no? E negli anni 70, negli anni 80 conosciamo i casi anche molto eclatanti che hanno finito per lambire persino il presidente Mitterrand, perché c'era un pezzo di Francia che si era compromessa con Vichy, no? Salvo dimenticarsene per amor di patria, come si dice. Noi italiani abbiamo fatto esattamente la stessa cosa. Poi è subentrata la fase diciamo, della coscienza storica. 1965 esce il primo libro di De Felice, il primo volume della sua biografia, e si cominciano a fare i conti col fascismo, in senso letterale, in senso storiografico e quindi anche in senso politico. Si mette in mano agli archivi, si evita di accontentarsi delle memorie di comodo che nei 20 anni precedenti avevano pubblicato tutti i gerarchi fascisti. La prima memoria del fascismo in Italia erano costruite gli ex fascisti. Se uno guarda che cosa accade dopo il 1945, tranne quelli diciamo, fucilati o scomparsi, poi tutti gli altri capi del fascismo cominciano a pubblicare il loro personale
fascismo, la loro personale ricostruzione autobiografica e ancora una volta giustificativa del fascismo. Arriva appunto, ripeto, la storiografia e comincia quel lento lavoro che porta fino ai giorni nostri e che però appunto è difficile perché insomma tu devi accettare di convivere con una cosa che tanto non puoi rimuovere, e questo è il vero nodo, cioè la cosa che un po' dovrebbe emergere dal libro. Il fascismo non è che lo puoi cancellare per decreto, dicendo abbiamo scherzato, abbiamo sbagliato, oppure ce ne vergogniamo, no? Adesso c'è la proposta per cui il fascismo è una vergogna, però appunto che succede nelle famiglie quando c'è qualcosa di cui ti vergogni? Non ne parli, no? Quindi metti nell'angolo, allora non parlando del fascismo in quanto vergogna nazionale, noi risolviamo il problema? Secondo me assolutamente no. Ripeto, è molto più coraggioso, forse persino eticamente più corretto invece interrogarsi sulle proprie responsabilità e arrivare sperabilmente a fare quel passaggio che prima dicevo. Come ti liberi dalle scorie del fascismo? Come ti liberi dal fatto che ci sono molti giovani che non sapendo niente di quel periodo storico, la questione dell'educazione, o pensano di poter prendere sul serio quell'esperienza storica, no? In una chiave quasi, come dire, pop, edulcorata, no? Quindi il fascismo immaginario, ti metti le magliette, compri gadget, vai in televisione. Allora noi vogliamo continuare a essere un paese che polemizza su un attore un po', diciamo, a fine carriera che va in televisione con la maglietta della 10ª massa e non sappiamo se l'ha fatta apposta, non sappiamo se è stata una provocazione deliberata, se è un errore. Un paese serio non può affrontare così la propria storia, no? Mi riferisco al caso Montesano, per capirci, che è l'ultima, diciamo, delle pseudo polemiche storiografiche sul fascismo che siamo stati costretti ad affrontare. Allora, mettere mano ad una ricostruzione storica seria del fascismo, dobbiamo farlo singolarmente noi, bisognerebbe farlo a livello di pedagogia pubblica, a livello di formazione delle nuove generazioni, e a che punto non c'è da rimuovere, c'è casomai da assumersi le proprie responsabilità, che è una cosa completamente diversa. In questo c'è il discorso delle tracce, anche quelle le puoi cancellare, no, però puoi contestualizzarle e contestualizzandole tu le neutralizzi, altrimenti sono immagini che parlano e però parlano affidandosi alla libera interpretazione di ciascuno, come in questo momento accade. Tra l'altro sarebbe anche difficile l'operazione che tu proponi, perché appunto diversamente da altri regimi, un libro come questo in Germania non si sarebbe potuto scrivere, perché in Germania non c'è una sola traccia del regime nazionalsocialista, cioè non c'è una croce uncinata su un qualche palazzo tedesco, o non c'è diciamo, testimonianza pittorica, artistica, architettonica, grafica che sia rimasta di quel regime. Posso aggiungere qualche cosa? In Italia questo è successo e bisogna assolutamente farci. Posso fare perché quello che diceva Jacopo, no? Mi fa venire in mente un caso, che è un caso invece che questa suggestione risveglia, e che è quello della parola razza. E il fascismo da questo punto di vista non è affatto vero che, diciamo, che ha fatto le leggi razziali per compiacere l'alleato nazista, l'ha fatto perché era profondamente convinto. Infatti noi abbiamo fatto un lavoro di ricostruzione anche, diciamo, delle leggi, e per esempio abbiamo scoperto una cosa molto interessante ma molto indicativa di quello che era il clima di quelli di precedente al nazismo. Nel 1912 c'è un ingegnere, l'ingegner Treves, che faceva parte della famiglia Treves. Adesso io non sono riuscito neanche a sapere se fosse lo stesso l'editore, perché non c'è la data di nascita. Ho chiesto anche a Giorgio Treves se fosse riconducibile a una parentela con l'editore, non sono riuscito. Però c'è questo decreto del 1912 dove l'ingegner Treves lascia allo Stato italiano un legato di 10.000 lire, che sono l'equivalente di 40.000 euro di oggi,
per istituire un premio dedicato anche alle scuole, che avesse scritto delle cose contro l'odio razziale, in particolare contro l'antisemitismo. E il re Vittorio Emanuele III accetta il legato con un suo decreto, e questo nel 1912. Passano 20 anni, nel 1932 lo stesso Vittorio Emanuele III firma un decreto che cancella l'accettazione di questo legato, cioè che rigetta questi soldi che Treves aveva dato. Questo episodio marginale però fa capire tanto di che cosa era successo nel frattempo in Italia rispetto alla questione razziale, in particolare della questione ebraica. Ora, la parola razza è, diciamo, il cuore di tutto questo discorso del cancellare o mantenere i segni, no? Perché che cosa è accaduto? È molto interessante scoprire che nella normativa italiana la parola razza riguardo al genere umano non è stata mai utilizzata fino al 1938, cioè se voi prendete tutte le leggi fatte dal Regno d'Italia, dal 1861, da quando esiste il Regno d'Italia, io ho trovato soltanto un provvedimento dove si parla di razza riferita al genere umano, ed è una pubblicazione scientifica che riguardavano la razza latina. Dopodiché la parola non è mai stata usata e viene usata per la prima volta nel 1938, la parola razza in una normativa pubblica ufficiale riferita al genere umano. Da allora è stato un diluvio. È stato un diluvio, ma anche e soprattutto dopo la guerra. Nel momento in cui tu metti la parola razza nella Costituzione italiana, tutta la normativa che in qualche modo per varie ragioni viene costruita in seguito, porta la parola razza. Io ho scoperto attraverso uno studio, tra l'altro ci hanno aiutato questi di Deloitte, hanno fatto un lavoro fantastico, abbiamo scoperto circa 240 atti ufficiali che ci sono ancora nella normativa italiana, dove c'è la parola razza, usata naturalmente al contrario di quello di come veniva usato durante il fascismo. Però il problema, che è un problema che poi si è posto anche in Francia e si è posto in Germania, e l'hanno affrontato e l'hanno anche cercato di risolverlo, è che se tu, diciamo, utilizzi la parola razza anche in chiave, diciamo, opposta rispetto a quello che è il significato e l'obiettivo per cui veniva usata dal fascismo e dal nazismo, in realtà implicitamente tu sdogani la teoria per cui ci sono diverse razze umane. Ma nel dibattito della Costituente non era una cosa così rara, cioè trovare delle discussioni e degli interventi dove gli stessi che poi dicevano contro le leggi razziali, ma parlo di Togliatti, no? Fanno riferimento alle diverse razze umane. Da allora, cioè, negli ultimi 10 anni si è sviluppato un dibattito sul fatto se abolire o meno la parola razza, cioè se cancellare quel segno, no? E le reazioni sono state veramente molto curiose, perché per esempio Liliana Segre inizialmente, quando è venuta fuori la proposta di eliminare dalla Costituzione la parola razza, si era dichiarata favorevole. Poi ha avuto un lungo colloquio con Napolitano, il quale l'ha convinta che la parola razza invece doveva rimanere nella Costituzione come monito per le generazioni future. E lei ha cambiato idea da questo punto di vista. Ma per esempio anche dentro la comunità ebraica c'è un dibattito ancora fervente su questo tema qui, perché non sono mica tutti d'accordo sul fatto di mantenere la parola razza. Quando venne fatta la Costituzione, la comunità ebraica fece sapere per esempio che loro non volevano che venisse usata la parola razza, volevano che venisse utilizzata al massimo la parola stirpe, no? Cosa che poi non venne accettata perché poi, diciamo, mi ricordo un intervento in Costituente di Togliatti dove proprio sostenne invece la tesi secondo cui questa cosa andava mantenuta. E ancora oggi i francesi l'hanno tolta, i tedeschi hanno modificato la Costituzione in modo tale che non c'è più la parola razza intesa come, diciamo, il riconoscimento di diverse razze umane, ma come un elemento che deve essere espunto diciamo, no? Che non si può creare delle discriminazioni per motivi razziali.
è un dibattito che ancora in Italia non si è concluso e che, devo dire, poi diciamo, periodicamente va sotto traccia e riemerge, ma è un dibattito invece molto importante, perché quello sì sarebbe un segnale vero, no? Diciamo, da prendere in considerazione, cioè togliere quella parola dalla Costituzione, perché farebbe venire meno anche tutta una serie di, diciamo, di interpretazioni che poi vengono involontariamente anche fatte, no? Io ho trovato delle cose incredibili, ho trovato un documento dell'Agenzia del Farmaco dove a un certo punto, per sottolineare delle problematiche rispetto agli effetti negativi di un farmaco, si parla di effetti che potrebbero avere sulle donne di razza nera, cioè, che è una cosa assolutamente inaccettabile, se vogliamo, e che forse inconsapevolmente chi ha scritto quel provvedimento ha scritto, ma perché c'è questa cosa della razza che ormai ci è rimasta in testa dal fascismo, e anche noi, se ci pensate bene, questa parola qui ce la portiamo sempre dietro, per cui non è io sono d'accordo con Alessandro sul fatto che i simboli fisici non puoi, però su questa cosa della parola razza forse sarebbe da riflettere seriamente, ecco. No, devo dire che anche io non ho mai avuto nessun moto di simpatia nei confronti della cultura della cancellazione, per motivi culturali e anche per motivi, devo dire, di identità, nel senso che se immaginassi che nella città dove sono nato, Bergamo, venisse distrutto il centro piacentiniano, significherebbe stravolgere la città. Credo che questo creerebbe molti amici, cioè susciterebbe delle nostalgie forse nel fascismo. Cioè, il tema secondo me è che proprio perché il fascismo, per le ragioni che spiegava prima molto meglio di quanto potrei fare io il professor Campi, è talmente dentro la nostra storia, e da questo punto di vista anche l'urbanistica e l'architettura delle nostre città, che capisco emotivamente la scelta di chi dice cancelliamo tutto, ma in realtà è una sorta di trovarsi un alibi, o comunque di risolvere un problema con la forza destrans, che però poi sulle macerie, le macerie fanno forse più male dei monumenti da questo punto di vista. Però prima Sergio ha citato le nuove generazioni, e ancora prima il professor Campi ci aveva spiegato e raccontato come in fondo una certa interpretazione benevola del fascismo aveva fatto comodo a tanti italiani. De Felice, nella sua opera storiografica assolutamente importante, disse una cosa che suscitò un grande dibattito, cioè che il fascismo aveva anche un largo consenso, perlomeno per una certa fase ha avuto un largo consenso, e di conseguenza molti italiani questa visione montanelliana, di cui adesso secondo me Aldo Cazzulla ha fornito un'altra interpretazione, anche quella delinquenziale, perché anche quella delinquenziale è funzionale a questo stato d'animo, perché il delinquente è una cosa che è lontana da me. Io sono una persona onesta, quello era un delinquente, io e lui non possiamo avere niente a che fare, quindi allontana l'ombra, perché l'ombra del delinquente non mi riguarda. E ci ha raccontato le varie tappe per cui questa appunto eredità continua a essere parte del nostro vissuto. Però io mi chiedo questo: sono passati 100 anni dalla marcia su Roma e 80 insomma dalla fine del fascismo, e questo è un problema che poteva riguardare da vicino alcune generazioni, ma che dovrebbe essere, per così dire, stato metabolizzato dalle nuove generazioni. Eppure sembra che questo non sia successo. Anche questo è un problema. Perché non è successo? Perché le nuove generazioni, che in fondo non avevano un debito nei confronti di quel periodo storico,
non l'avevano neppure nei confronti dei loro padri, perché ormai siamo, io penso a mio figlio, voglio dire, ha un padre nato nel 1960, sì, voglio dire, il fascismo è estraneo dal punto di vista storico, non posso, nessuno di noi per ragioni anagrafiche può essere stato contaminato, eppure questo problema è ancora presente. Come mai? Allora, qui entriamo un po', secondo me, anche nei paradossi, diciamo, della cultura di massa contemporanea, dove per esempio una cosa che funziona abbastanza, si è visto, ahimè, è diciamo, la fascinazione che la demonizzazione produce soprattutto sui più giovani, no? Quindi un cortocircuito micidiale, per cui tu magari trovi un giovane che esplicita simpatie, poi nemmeno per il fascismo, addirittura per il nazionalsocialismo, perché poi insomma, quelli che esagerano vanno direttamente a Hitler bypassando Mussolini. Se provi a chiedergli poi il perché razionale, no? Immaginando di poter mettere un giovane neonazista di fronte a te, chiedendogli mi spieghi perché? Cioè, da dove nasce questa tua, diciamo, simpatia politica? Poi alla fine si scopre semplicemente che è appunto una forma di suggestione del negativo, no? Cioè una cosa che viene vissuta come emblema del male e in qualche maniera tu, no, in una logica di contestazione, di fascinazione perversa la introietti. Lì non c'è nemmeno più un elemento ideologico, no? Entri su un terreno totalmente irrazionale. Questo anche per dire che bisogna stare un po' attenti, perché queste interpretazioni sono demonizzanti e quindi necessariamente poi astoriche, perché prescindono poi dalla dinamica dei fatti reali, finiscono per potenzialmente produrre anche effetti controproducenti. La pedagogia è una cosa diversa. La pedagogia vuol dire spiegare, no? Cioè, le leggi razziali, allora è stata la pagina vergognosa della storia nazionale, ma non è che te la puoi cavare dicendo questo, devi spiegare esattamente cosa è successo, le responsabilità, le conseguenze, anche gli aspetti legislativi. Mi rendo conto che sono noiosi, ma lì lo Stato italiano si è assunto l'onere di perseguitare degli italiani, perché poi queste sono state le leggi razziali. Sì, allora, la maggioranza delle leggi razziali sono state abolite nel 2009. Attenzione. Quindi c'è anche poi un problema di persistenza, di continuità istituzionale sulla quale noi spesso abbiamo sorvolato. Quindi insomma, la questione è molto complessa. C'è da fare leva su che cosa, secondo me? Sul fatto che, diciamo, per fortuna poi cambia il sentimento collettivo delle comunità, no? Cose che prima non venivano sentite, a un certo punto diventano un pezzo della nostra coscienza condivisa. E qui veramente non è però una questione soltanto di ideologia, visto che il tema è le leggi razziali. Io mi sono occupato dei manuali di storia, no? Sapete che uno degli strumenti formativi essenziali sono i manuali che tutti noi abbiamo utilizzato a scuola, al liceo. Io personalmente ne avevo uno, mitico, mitologico, che era il Camera Fabietti. Il Camera Fabietti erano due, diciamo, super comunisti, quindi non puoi pensare che, come dire, fossero compiacenti nei confronti del fascismo, di quello che il fascismo aveva prodotto. Però per esempio, se voi andate a leggervi il Camera Fabietti nelle diverse edizioni, io ho fatto un lavoro, diciamo, cronologico per vedere come hanno modificato il manuale in corso d'opera. La cosa che ti impressiona è che fino praticamente alla fine quasi degli anni 90 le leggi razziali erano un rigo del manuale Camera Fabietti, che recitava così. Nel 1938 il fascismo, tra l'altro con un'interpretazione che noi sappiamo essere anche infondata, si adeguò alla legislazione razziale del nazionalsocialismo con le tragiche conseguenze che ne sono seguite. Punto. Quindi un'interpretazione sbagliata nella misura in cui oggi sappiamo che in realtà quella roba lì fu voluta da Mussolini e non fu imposta dal nazionalsocialismo, che è una cosa che si è spesso detta, compresi appunto Camera e Fabietti, ma sappiamo che non è stata esattamente così. E poi tu puoi in un rigo riassumere, diciamo, la tragedia delle tragedie della storia nazionale. Allora quello che cos'è? Revisionismo,
sciatteria. Evidentemente, come dire, era una fase della storia italiana in cui certe cose non erano maturate nella coscienza collettiva. Poi per fortuna sono maturate. Dobbiamo sperare che, come dire, il tempo faccia un po' il suo corso. Io da questo punto di vista sono un po' più ottimista rispetto al dibattito contemporaneo. Se volete la butto in politica, no? Se c'è una ragione per considerare, diciamo, storicamente positiva l'esperienza del governo Meloni, indipendentemente dai giudizi politici di ognuno, è perché questo passaggio istituzionale, non politico, ma istituzionale, potrebbe segnare, diciamo, la parola fine rispetto ad equivoci tragici che quel mondo si porta dietro da decenni, per le ragioni che sono state prima ben indicate. In Italia non c'è stato il fascismo dopo la guerra, c'è stato il neofascismo, cioè quelli che avevano fatto parte di quel mondo si sono riorganizzati politicamente, si sono perpetuati politicamente, sino ad arrivare, tra virgolette, a Giorgia Meloni. Nel frattempo qualcosa per fortuna è successo, c'è stata Fiuggi, c'è stata Alleanza Nazionale, però adesso c'è una cosa in più, non c'è soltanto un congresso di partito in cui tu dichiari delle cose anche importanti come fece Fini con le tesi di Fiuggi. Oggi tu sei, come dire, in un ruolo di responsabilità. Allora, per esempio, la questione del 25 aprile, no? Eccolo, cioè il 25 aprile del 2023, fra qualche mese, capiremo che scelta verrà fatta su quel tema che assolutamente dipende. Il 25 aprile è stata una data controversa anche all'interno del campo neofascista, antifascista. Nel 1948 la DC fece di tutto per non festeggiare, che già temeva che potesse diventare la festa dei comunisti, quindi insomma, e molte cose sono successe negli anni successivi. Però non c'è dubbio che insomma, quello sia un punto di passaggio fondamentale, non te la puoi cavare ogni volta opponendo festività, no? Questa strada un po' all'italiana che abbiamo scelto, per cui quello che si diceva prima, no? Tu c'hai la festa della memoria, c'ho la festa del ricordo, tu c'hai il 25 aprile e io c'ho il 4 novembre, se sono feste nazionali non possono essere feste di parte. Allora se la sinistra deve festeggiare doverosamente il 4 novembre, perché questo si pretende che faccia, tu devi doverosamente festeggiare il 25 aprile, cioè riconoscere la radice, diciamo, strutturalmente antifascista della Repubblica Italiana. Vedremo fra qualche mese, cioè vedremo se questo passaggio istituzionale avrà prodotto, diciamo, una chiarificazione definitiva. Poi questo non vuol dire che finiranno di colpo le polemiche, però già avremo tolto un gigantesco macigno. Anche questo centenario, secondo me, è stato importante da questo punto di vista, nel senso che poi alla fine, pur nelle polemiche, però sono usciti molti nuovi testi, molti libri, sono un po' più ottimista di te. Alla fine ci sta persino il successo di Scurati, insomma, se di certe cose, per questo dico, l'idea di non parlarne e di rimuovere, secondo me, non è una soluzione al nostro problema. Il nostro problema è esattamente il contrario, è parlarne e discutere, ma parlarne nei termini giusti, anche perché, ripeto, abbiamo gli strumenti per farlo. Le conoscenze che abbiamo accumulato in questi decenni sul fascismo sono tali e tante che possiamo tranquillamente, da paese maturo, affrontare una discussione su quello che il fascismo è stato nella sua specificità storica. E tra l'altro, aggiungo, più il fascismo lo storicizzi, più lo depotenzi dal punto di vista politico, perché vuol dire confinarlo in uno spazio, diciamo, temporale dal quale poi non esce più. Tanto più invece lo smaterializzi, il motivo per cui, per esempio, nel libro polemizziamo con la tesi di Umberto Eco del fascismo eterno, no? Lui si è inventato questa idea che il fascismo in realtà è una suggestione che ricorre sempre nella storia, il fascismo è sinonimo di violenza, è sinonimo di sopraffazione, ma se tu dai questa lettura del fenomeno, appunto, come se fosse qualcosa che in fondo sopravvive sempre a se stesso, paradossalmente lo fai diventare un'idea, diciamo, che politicamente non si può sconfiggere. Se il fascismo è eterno, chi lo sconfigge il fascismo? No? Casomai dovrebbe essere eterno l'antifascismo per un antifascista rigoroso. Quindi un errore interpretativo enorme che nasce però sempre da questa destoricizzazione del fenomeno. Più lo confini nel suo spazio temporale,
prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, poi ci sono stati gli strascichi, sì, ma appunto sono stati tali, non sono state risorgenze del fenomeno, più secondo me lo depotenzia dal punto di vista politico. Questa è un po', diciamo, l'interpretazione che do, che può sembrare paradossale, però secondo me è quella che poi alla fine funziona di più, sicuramente meglio secondo me delle rimozioni, delle doppiezze che invece hanno scandito spesso il nostro modo di approcciarci al fenomeno. A proposito della rimozione, se posso aggiungere una cosa molto veneziana, da non veneziano, mi ha colpito molto una cosa. Venezia, come ben sappiamo, è stata la patria di uno dei più importanti gerarchi uomini del fascismo, Volpi. Volpi è stato uno dei creatori di Marghera, la mostra del cinema. L'unico che si è cimentato in una biografia di Volpi è stato un giornalista francese di Expansion, 3 o 4 anni fa, che inutilmente ha cercato, senza trovarlo, un editore della sua biografia. Semplicemente non interessa. Io l'ho letta la biografia, in parte in francese, in parte in una sua traduzione italiana, tra l'altro è la biografia di un uomo affascinante, cioè nel senso, in mano a Scurati farebbe... Però di questo personaggio, che è un personaggio chiave, per esempio, per un territorio così, si è preferito dimenticarne l'esistenza. Anche questo, secondo me, è una dimostrazione, un segno dell'incapacità e della non volontà di fare i conti con la propria storia. Volpi sembra che non sia esistito per Venezia. Venezia ricorda tutti i protagonisti della propria storia, più o meno discussi o più o meno discutibili. Questo, che lo è, che è stato sicuramente, perché oggi cioè le scelte di Volpi hanno condizionato nel bene e nel male lo sviluppo di questa città, a lui non è stato dedicato praticamente una vera biografia, non è stata. Questo secondo me è il segno dell'incapacità di fare i conti con la propria storia ad ogni livello. Ma io sarei curioso di sentire un veneziano che ne pensa di questa cosa. Di Volpi? Sì, no, di Volpi, di questa... Sì, anche di Volpi. Di questa dimenticanza... del perché, di questa amnesia. Non lo so questo, veramente. Non lo so. Per carità, è stato un personaggio importante, e tutti sappiamo che è stato un personaggio importante, che si sappia... Sì, anche Cini. No, vabbè, ovviamente ho citato la triade Cini, Gaggia, così. Dopodiché qua c'è l'operazione di Cini che riemerge invece come antifascista in virtù delle vicende della figlia. Cioè, quindi è una storia articolata e ricca anche di sfaccettature e di contraddizioni che ha segnato la storia. Eppure... E a proposito di luoghi, la prossima edizione del libro vi consiglio di andare all'aeroporto di Venezia, il Nicelli, dove c'è una bellissima carta geografica delle rotte dell'aviazione, e c'è una rotta che è Africa Orientale Italiana, AOI, ed è veramente distruggere una cosa così sarebbe Vi racconto un'altra storia allora, che uno degli aspetti veramente più incredibili in cui ci siamo imbattuti è questa quantità di tentativi di tenere insieme le due cose, cioè il fascismo, ma veramente questa storia, un po' la storia della lapide che ricordava Alessandro, ma mi viene in mente la vicenda dell'aeroporto di Comiso, perché veramente, quella è veramente una storia che fa capire come
come questo tema del fascismo e dell'antifascismo sia un tema che, come dire, che avvelena ancora, ma in un modo assolutamente privo di senso, anche la vita della società civile, no? Allora, succede che c'è questo aeroporto militare in Sicilia, vicino Ragusa, che viene costruito alla fine degli anni 30, e siccome non sapevano a chi intitolarlo, lo intitolano ad un generale dell'aviazione, che era un personaggio un po' particolare, perché questo qui era quello che sostanzialmente era il braccio destro di Rodolfo Graziani, quello che bombardava fisicamente i villaggi etiopi col gas, tanto per capirci il personaggio. Questo aveva preso una medaglia d'oro, quindi siccome in Italia chi prende una medaglia d'oro al valor militare deve avere per forza una strada, o se era un aviatore un aeroporto, gli dedicano questo aeroporto, l'aeroporto Vincenzo Magliocco. Tenete presente che c'è una via Vincenzo Magliocco a Milano, e i cittadini, gli abitanti di quella strada un bel giorno ci hanno attaccato sotto un cartello, no? Vincenzo Magliocco, genocida, pioniere della guerra chimica, insomma, no? E poi l'hanno tolto ma nessuno, neanche a Milano, gli è venuto in mente che forse questo signore non meritava una strada, addirittura un aeroporto. Nel 2005-2006 l'aeroporto diventa civile, e quindi la competenza dei toponimi passa dall'aeronautica militare alle autorità civili, nella fattispecie al comune. Il comune propone, poi il prefetto è quello che, diciamo, dispone e dà l'autorizzazione a cambiare il toponimo di una strada, di una piazza, di un ente pubblico, insomma, di una struttura pubblica. Il sindaco di Comiso si impunta e dice: no, questo non può più essere intitolato a questo signore, bisogna che lo intitoliamo a Pio La Torre, perché Pio La Torre era quello che aveva fatto la battaglia contro i missili di Comiso, no? Negli anni 70, poi subito dopo era stato assassinato dalla mafia, quindi aveva anche, diciamo, era anche un gesto simbolico quello di intitolare E infatti il prefetto poi dà il suo assenso e viene cambiato il toponimo. Passano 6 mesi, elezioni comunali vince la destra, e il sindaco nuovo si impunta per cambiare di nuovo il toponimo, e riesce a far passare l'idea che non si deve più chiamare Pio La Torre, ma di nuovo Vincenzo Magliocco, perché questo aeroporto Pio La Torre è rimasto intitolato a Pio La Torre per 6 mesi. Naturalmente succede lì un inferno, manifestazioni di piazza, ci sono addirittura ripercussioni, interrogazioni parlamentari, ricorsi al TAR, c'è di tutto. Si va avanti 5 o 6 anni, finché a un certo punto, al 2013-2014, cambia di nuovo tutto, arriva un'altra giunta di sinistra, alla regione siciliana c'è il presidente Crocetta, no? Questo che poi aveva fatto l'accordo anche con i 5 Stelle, insomma, comunque uno che viene dalla sinistra, ex sindaco di Gela, e riescono a ricambiare un'altra volta il nome. Adesso l'aeroporto di Comiso si chiama Aeroporto Pio La Torre, aeroporto civile Pio La Torre. Tu vai all'aeroporto di Comiso, c'è questa scritta meravigliosa, aeroporto Pio La Torre, ti giri via Generale Magliocco. Cioè, che dici, scusate, ma avete cambiato il nome all'aeroporto, ma la strada che passa davanti all'aeroporto si chiama via Generale Magliocco. Allora, questa storia, e nessuno ha fatto niente, poi non è che qualcuno ha detto vabbè, però è assurdo, è ridicolo che abbiamo la strada intitolata come il caso di Michele Bianchi che ricordava prima Roberto, di cui ha citato quel passaggio. Ma Michele Bianchi ha una piazza intitolata a Cosenza, che gli è stata intitolata nel 2009 da un sindaco del PD, con la motivazione che intitolare una piazza a Michele Bianchi era un gesto di pacificazione. Che, voglio dire, nel 2009 tu devi fare ancora la pacificazione con i fascisti, ma è una cosa grottesca. È un po' quello che raccontiamo, no? La storia di Perugia, dei due, il repubblichino e il partigiano che si danno la mano. Poi passano quanti anni? Nel 1947. Ecco. E poi quanti anni passano? Poi dopo 70 anni
diciamo, un esponente della Lega ha avuto l'idea di far rincontrare i figli nello stesso luogo, al cimitero di Perugia, per rifare una, diciamo, cerimonia di pacificazione. Appunto, quello che diceva Sergio, è un paese che non trova mai un punto di equilibrio, no? Allora, mentre un gesto di pacificazione può avere un senso a guerra civile conclusa, no? È successo in un sacco di paesi che si siano trovate strade, appunto, nel segno della pacificazione, del perdono per chiudere una fase di conflitto, cioè, a rifarlo 70 anni dopo, cioè di proporre sempre lo stesso tema, come se l'Italia in realtà a quel punto non fosse mai uscita dalla guerra civile. E questa è la cosa atroce, no? Cioè di proponi una retorica che però poi ti inchioda al passato, per cui quella cosa invece di essertela lasciata alle spalle, ma pensi poi, che sia ancora un tema di attualità. ma poi diventa una cosa assurda, no? Perché succedono delle cose che veramente sono incomprensibili. Adesso Sgarbi, cioè sappiamo tutti che lo conosciamo bene, anche è una persona, diciamo, che tecnicamente ha degli argomenti molto seri da portare, no? Cioè, professionalmente è uno che vuol dire il suo mestiere, ma quello ha fatto il sindaco di Sutri in provincia di Viterbo. Sindaco di Sutri, come sindaco di Sutri, lui un paio di anni fa ha inaugurato una targa che ha messo in un parco, perché non poteva intitolarci una strada, a Iulius Evola. Questo è successo, lo ha fatto a Sutri, è successo 2 anni fa, 2 o 3 anni fa forse, prima del lockdown, prima del cosa. Ma perché? Perché ovviamente lui sa benissimo che nessun prefetto gli avrebbe dato l'autorizzazione per fare a Sutri una via Iulius Evola, però ha voluto lo stesso mettere questa targa, così come a Viterbo a un certo punto era spuntata una via Ettore Muti, no? Questa via Ettore Muti però non aveva avuto le autorizzazioni di rito, perché poi lì c'è una legge del 27, sarebbe complicatissimo spiegarlo. Fatto sta che c'è stata una battaglia condotta da un oppositore della giunta, che era una giunta di destra, che ha fatto togliere questo cartello e ripristinare la vecchia denominazione della strada, che era una denominazione, diciamo, campagnola. Ebbene, dopo una settimana è comparso un cartello sotto che diceva già via Ettore Muti, cioè, voglio dire, è messa probabilmente da un abitante delle cose. Bene, credo che abbiamo affrontato da molte sfaccettature il tema, partendo dal libro e dall'attentissima ricostruzione storica, ma anche molto attuale, che hanno fatto Sergio Rizzo e Alessandro Campi. Devo dire che, lo dico come provocazione, come riflessione personale, che la sensazione dalle molte cose, dagli molti episodi che sono stati raccontati, è che l'eredità fascista faccia comodo ancora a molti, da una parte e dall'altra, per cui forse faremo davvero tanta fatica a liberarcene, perché i molti episodi che ci hanno raccontato ci fanno capire che c'è una retorica fascista, post-fascista, o comunque che riecheggia il fascismo, ma c'è anche una retorica antifascista, c'è chi si usa, tra virgolette, il fascismo e l'antifascismo per far rincontrare i figli, i nipoti, per fare un'opera di propaganda a se stesso, non per far riconciliare nessuno. Quindi spero di sbagliarmi, ma temo che quello che c'è scritto in questo libro ce lo porteremo dietro per molto tempo ancora. Ma il fatto che sia stato scritto forse farà aprire gli occhi a qualcuno, speriamo. Ridò la parola alla Presidente, senza dimenticare che da una persona di legge noi abbiamo una cosa che si chiama Codice Rocco, che inforna ancora il nostro codice penale e che risale al 1930. Sì, e a proposito di luoghi, io non so se qualcuno è andato mai al Ministero di Giustizia, perché al Ministero di Giustizia c'è una boiserie, tra l'altro meravigliosa, fatta tutta di fasci littori. C'è un affresco dove c'è Rocco con praticamente sembra una specie di Virgilio con una
lunga toga, così molto, molto aulica, e sempre nella stessa stanza c'è la scrivania di Matteotti. E quindi lì uno va e ha la storia che gli si materializza con gli oggetti. Io volevo concludere con una domanda e poi andiamo via perché è abbastanza tardi. Io credo che siamo tutti d'accordo che se vogliamo relegare il fascismo come dobbiamo alla storia, dobbiamo tenere i segni della storia, come teniamo i segni di tutta la nostra storia. Ovviamente come simboli storici, quindi come noi mettiamo la targhettina all'anfora greca, mettiamo anche la targhettina al mausoleo e non quella descrizione asettica che non dice niente. Però mi chiedo, allora io sono d'accordo di tenere tutto quello che è stato fatto durante il fascismo, perché ormai il fascismo per me è storia. Però tutto quello che è stato fatto dopo, cioè le strade che sono state intitolate a Costituzione in essere, a Repubblica ormai consolidata, forse su quello potremmo interrogarci o anche quella è diventata storia, perché quelle sono cose che sono strade intitolate, piazze intitolate, monumenti fatti a Costituzione non diciamo antifascista, di contenuto essenzialmente antifascista o comunque creata in un momento. Lì sì, forse qualche pensiero ce lo farei, così come sarei intransigente sul fatto che adesso, a Costituzione ormai esistente e già, come dire, ben assestata nella nostra Repubblica, non ci possa più essere nessun richiamo all'epoca fascista. Quella è la nostra storia, ma è una storia dalla quale noi siamo usciti con una storia opposta. Quindi noi rispettiamo quel periodo, ma tutto quello che è venuto dopo non può essere. E ci dovrebbe essere anche un indirizzo a livello nazionale, perché non si può tollerare che il sindaco X, il campanile Y, la giunta di destra, la giunta di sinistra cambino, cioè ci deve essere un indirizzo nazionale che dica questo. Su questo, ecco, io forse ho qualche dubbio, non so se sia una soluzione da proporre, però tutto quello che è accaduto post 48 non può richiamare il fascismo. Posso velocemente, poi anche Sergio. No, assolutamente d'accordo, nel senso che noi nel libro abbiamo cercato di distinguere anche le diverse tipologie, perché allora c'è un patrimonio, tra virgolette, di simboli, palazzi, fregi, che rimontano al periodo fascista. A parte che lì c'è ormai il vincolo delle soprintendenze, quindi anche volendo non si potrebbe intervenire, ma non avrebbe senso farlo nella misura in cui quella è, diciamo, un pezzo di eredità che è transitata nella Repubblica e devi avere l'intelligenza di gestirla. Ora, ovviamente non è che ti metti le targhette sui tombini, l'Italia è piena di tombini con il fascio, però tutto quello che rileva dal punto di vista architettonico, simbolico, monumentale, merita di essere spiegato a chi? A tutti quelli che non sanno, che rischiano di non sapere e che non sapendo rischiano di equivocare. A Perugia hanno appena restaurato un palazzetto carinissimo, in una zona molto molto centrale. Durante il restauro è venuto fuori, si sapeva, che quella era la sede dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, per cui il restauro adesso vede questo palazzetto con su scritto Opera Nazionale Maternità e Infanzia. Allora, uno che dovesse passare lì, che non ha passato la sua, diciamo, esistenza a studiare storia, che cos'è l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia? Cioè, qualcosa di vigente, no? Probabilmente una targhettina che spieghi che lì da alla AL è stata attiva questa realtà, non sarei, cioè, mi sembra una forma di sana didattica. Dopodiché, per tutto quello che è venuto dopo, a parte i casi che citava prima Sergio, alcuni sono veramente parossistici, allora lì bisogna assolutamente evitare il municipalismo storiografico, ovvero il municipalismo della memoria. Cioè, queste cose sono molto italiane, per cui a ogni cambio di maggioranza cambiano l'intestazione delle strade,
non deve essere possibile perché non è degno di un paese serio, così come ancora peggio fare battaglia sulle finte intitolazioni. Quella roba di Sgarbi non è un'intitolazione, è proprio una provocazione fine a se stessa, perché tu non hai dedicato una strada, hai messo una targa. Tutta la polemica latina sul parco dedicato ad Arnaldo Mussolini è stata una polemica appunto farlocca, perché in realtà non è stato mai deliberato di intestare quel parco ad Arnaldo Mussolini. Hanno messo una targa che non aveva nessun valore legale. Allora un paese serio non può fare così. Ci vuole da questo punto di vista un indirizzo che forse competerebbe al Ministero dei Beni Culturali nella classificazione di questi monumenti e poi nella loro gestione anche in termini di eredità. Fermo restando poi l'intelligenza politica. Non si può proprio dedicare nulla a esponenti o rappresentanti di quel periodo storico. In epoca Berlusconi fu dedicato un francobollo commemorativo a Giovanni Gentile, no? Nel cinquantenario dell'uccisione. Allora, è chiaro, Giovanni Gentile certo che è stato un fascista, no? Fino all'ultimo addirittura, ha accompagnato anche la vicenda della Repubblica Sociale. Però forse, azzardo, Giovanni Gentile non è stato esattamente Ettore Muti, no? Allora un paese serio può anche decidere che nonostante Giovanni Gentili sia stato dichiaratamente fascista, forse il suo contributo alla storia nazionale non è stato esattamente quello di Ettore Muti, così come Bottai non è stato a sua volta Ettore Muti, era sicuramente una persona un po' più colta, ma se sei quello che da ministro dell'educazione nazionale ha sostanzialmente espulso gli ebrei italiani dalle scuole, non puoi pretendere che adesso ti si dedichi un francobollo, mentre invece Gentile, notoriamente estraneo a posizioni di persecutorie nei confronti degli ebrei, forse si può fare persino un'eccezione, cioè una democrazia solida può permettersi anche di essere equilibrata nei suoi giudizi postumi, evitando le cialtronate. Prima si diceva di questo museo veronese. Vede professore, una democrazia, non dico solida, una democrazia seria non avrebbe lottizzato le strade. E questo è quello che è successo invece nel nostro paese, per cui oggi esistono le piazze intitolate così perché invece di impedire questo è stato, in cambio c'è stata la via Togliatti, quindi tutti erano contenti e questo è successo. Va bene, credo che abbiamo detto molte cose, quindi buonasera.